Buongiorno Italia, adesso in questa specie di puntine stranissime, dopo aver visto la spada nella roccia, andiamo a vedere il... Macchina, stavo parlando un po' di rispetto, come dice la signoretta là di accesa, dai. Comunque andiamo a vedere il Mulino Bianco, la casa del Mulino Bianco che hanno tratto ispirazione, no? Non è indicata, però Google Maps si entra qua, eh. Comunque guarda che Puntine del Mondo è un canale tipico, ma tipico forte, eh. Io il camper glielo lascio qui, diciamo c'è una spiazzale che si può parcheggiare, perché altrimenti c'è la discesa di sassi e dopo non so se c'è da fare quella specie di ponte con la diga, quindi ho detto no, vai, lascialo qua. Da qua a là sono 650 metri, quindi una camminatina e ciao ne. Non è che sia ripidissima, ma mi sono appena svegliato, non me la sento, punto, e basta, via. Ah, secondo te? Bravo, esatto, musichetta. Benvenuto, metti trovi posto, vuoi entrare, vedi, qua c'è il parcheggio. Arara, che bel paesino si vede all'uscita del mulino, lassù, che forte, chissà cos'è, non so, bisogna vederne le mappe. E dove abitiamo oggi? Qua a Porta Nuova è un po' difficile farlo, è meglio non far sbam. Acá! Ma c'eravamo già stati, ti ricordi il castello Monteriggioni? Che ho che la vestito Pinguin. Allora, il parcheggio costa un fottio, dei camperisti ci hanno rinunciato e sono andati via, sono andati all'area camper. Noi però vabbè, dovevamo vedere il castello, abbiamo anche altra gente in camper, giustamente non sono da solo, per questo vedi le puntine fatte alla cazzo di cane. E quindi adesso vediamo il castello, che trovi già la puntina, adesso non so neanche se fare 2 video, forse gioco più a fare delle foto. E vai a vedere, se scrivi su YouTube le puntine del mondo Monteriggioni, trovi addirittura 2 video, sono stato 2 volte. E dopo andremo all'area camper di là. Ah, eccoli là i cavalli. Life is happening around you. Do you care? When is the last time you felt alive? You watched the sun